In salute con l'USL 15, ben arrivati al nostro settimanale appuntamento in diretta con l'USL 15 Alta Padovana, ospedale di Campo San Piero e di Cittadella. Come vi avevo preannunciato, parliamo del cambiamento dei servizi nell'ambito della sanità, sempre dell'USL 15. Come cambiano? Dei surgery, ma non soltanto, dei service, dei hospital, cosa sono, cosa vuol dire? Cerchiamo di volgere in un'ottica di servizio alla persona, paziente, alla qualità del servizio e anche alla tempistica, perché ormai l'abbiamo consolidato e capito anche dai nostri numerosi ospiti, più è lunga la degenza nella struttura ospedaliera, più c'è questa ospedalizzazione forzata e necessitata, più si rischia che comunque il paziente possa migliorare in tempi più lunghi, possa avere un aggravio comunque della sua situazione. Questo non vuol dire naturalmente una domiciliarizzazione forzata assolutamente, ma servizi estremamente efficienti e controllati. Per parlare di questo e di miglioramenti anche quindi nell'ambito sanitario, lo so, stiamo parlando di un distretto ospedaliero ben particolare, però questo è molto importante per capire come si sta crescendo in questo settore. Abbiamo il direttore generale Francesco Benazzi dell'USL 15, grazie di essere qui con noi, buongiorno, e il direttore sanitario Sandro Artusi, grazie anche a lei di essere ritornato. Allora, vediamo un po' di fare un quadro, alla luce anche delle tante richieste che vogliono capire cosa sta succedendo, perché poi abbiamo anche la modifica di questa normativa estremamente complessa del sistema sanitario regionale. E l'USL 15? L'USL 15 per quanto riguarda le nuove innovazioni che diceva lei, si sta adeguando, non a caso la Regione già dal 98 è partita col day surgery, cioè con la chirurgia di giorno, ma oggi la trasformazione è molto veloce, si pensi che partiamo da una chirurgia e ricovero ordinario, oggi a come dicevamo un day surgery, ma una chirurgia ambulatoriale, addirittura la week surgery, cioè la chirurgia del fine settimana. Tutto ovviamente orientato a cosa? Come diceva giustamente lei, a ridurre la degenza inappropriata sostanzialmente, a mantenere il paziente in un ambiente ospedaliero che oltretutto può essere anche a rischio per infezioni stesse, ma poi perché lo sappiamo il paziente sta meglio, la persona sta meglio a casa propria, perché a casa propria per quanto sia confortevole la degenza ospedaliera, per quanto bravissimi e umanizzanti sia il personale sanitario, difatti la persona sta bene a casa. Quindi queste modalità sono modalità che aiutano ovviamente a fare dei percorsi più veloci possibili con la massima tranquillità per l'utente e anche la massima sicurezza. Faccio un esempio, l'ultima è la week surgery, che significa la chirurgia del fine settimana, dove il sabato o la domenica o nei festivi sostanzialmente il reparto viene chiuso, la chirurgia viene chiusa e ha sostanzialmente tre motivi favorenti. Il primo dà la possibilità al personale di poter fare le ferie, che è un problema grossissimo per noi, per le ferie accumulate, visto che abbiamo anche il blocco delle assunzioni eccetera. La seconda cosa dà la possibilità all'utente di andare a casa il fine settimana. Se lei ricorda, tanti anni fa davano i permessi il sabato e la domenica per poi rientrare il lunedì. Quindi dà la possibilità alla gente di tornare tra le braccia dei propri familiari il sabato e la domenica. Cosa che non è possibile dappertutto, lo precisiamo, perché poi sì, certamente non è possibile. Allora, il week surgery va fatto ovviamente su patologie chirurgiche che chiaramente il paziente può essere rimesso in quarta giornata, massimo in quarta e quinta giornata. Però da statistiche fatte in Regione Veneto è dimostrato ormai che la maggior parte dei ricoveri, il 55%, ha un tempo di degenza di 4 giorni e il resto, 38%, ha un tempo di degenza di 5 giorni. Quindi i tempi di degenza più lunghi, il tempo è sono pochissimi, il 10%, e sono tutte quelle situazioni importanti, di chirurgia importante, oppure purtroppo quando si creano delle sequele o si creano dei problemi. Assolutamente. Ecco, della qualità, perché poi chi ci ascolta punta anche l'accento su questo aspetto che si teme possa essere in qualche modo venir meno, già alla luce di tagli preannunciati e di situazioni difficili. Cosa possiamo dire? Diciamo che questi nuovi modelli organizzativi sono finalizzati certamente all'utilizzo migliore delle risorse, soprattutto risorse umane, oltre che tecnologiche, ma anche per dare un servizio migliore ai cittadini e agli utenti. Se pensiamo che una volta si ricorreva alla degenza ordinaria, sì che è semplice sempre e comunque, anche per patologie di non grosso impegno assistenziale,
e adesso invece si punta sempre di più ai ricoveri più brevi possibili, sia in degenza ordinaria e poi dopo addirittura ai nuovi regimi di degenza, tipo il day hospital per le patologie internistiche, come per il day surgery per i piccoli interventi chirurgici, o all'ambulatorio integrato o day service, come viene chiamato il sistema ambulatoriale nuovo, che dà risposte immediate alla gente. Credo che si migliori il servizio, assolutamente. Ecco, come diceva il direttore generale, naturalmente l'utente sta meglio a casa che non dentro all'ospedale, e evitare all'utente di fare percorsi defatiganti per prendere gli appuntamenti, per dopo essere ricoverati e rimanere degenti per troppo tempo, credo che non sia un buon servizio che rendiamo alla gente. Assolutamente. Quali sono le circostanze in cui possono essere utilizzate queste tre tipologie? Dei surgery, dei hospital, certo, e dei service? Sì, ecco, diciamo che allora per quanto riguarda dei surgery sono interessati i pazienti che hanno patologie e quindi interventi che comportano interventi chirurgici di non grosso impegno e quindi di una non necessità di una degenza prolungata nel tempo. Diciamo che nella nostra azienda tra i due ospedali noi abbiamo 30.000 ricoveri complessivi, di questi ne abbiamo 6.000 che sono fatti in regime di day surgery e di day hospital. Sempre meno si ricorre al day hospital vuol dire degenza per una giornata o per più giornate senza il pernottamento. Però si abbandona sempre di più questo regime di ricovero, soprattutto perché certe patologie di meno impegno di tipo internistico possono sempre di più e si ricorre sempre di più all'ambulatorio. Dopo magari parliamo anche dell'ambulatorio integrato e del day service. Per quanto riguarda invece il day surgery, ecco, ricordiamo sempre di più il day surgery perché così si può servire meglio il paziente, perché certi interventi non comportano necessariamente la degenza, il pernottamento, eccetera. Quindi ecco, diciamo che la selezione dei pazienti sono fatti in base anche all'impegno assistenziale, all'intervento chirurgico, all'assistenza anestesiologica, eccetera. Così i pazienti che possono essere operati in giornata e che possono essere dimessi alla fine della serata, ma che magari possono anche rientrare il giorno dopo o dopo pochi giorni per completare l'iter diagnostico terapeutico, questi sono i pazienti che sono selezionati tra gli altri. È una scelta da parte del paziente quello di rientrare, e sto pensando a persone magari particolarmente anziane o affaticate o chi non ha un'assistenza domestica, perché poi questo è un altro problema, oppure diventa un onere poi in capo al paziente tornare a casa se così è stabilito, se c'è per esempio un ricovero in day surgery, in day hospital. Sì, allora la prima cosa che viene fatta sia per i week surgery, per day surgery e a parte la chirurgia ambulatoriale, la prima cosa importante che viene definita, perché viene fatta una cartella, chiamiamolo un preoperatorio, dove viene comunque istituita una cartella clinica, la scheda del paziente. Rispetto a questo, la prima cosa che i nostri infermieri chiedono al paziente e ai familiari, se è accompagnato al paziente stesso, è se ha qualcuno, nel caso soprattutto della chirurgia di giorno, che poi può accompagnarlo a casa in macchina, perché chiaramente deve essere. Se qualcuno lo può assistere, se qualcuno entro le 48 ore gli è vicino. Ecco la prima cosa che viene chiesta, proprio per evitare e garantire che questo paziente sia tranquillo per qualsiasi evenienza, anche la minima che può avvenire, può succedere, prima cosa. La seconda cosa, per quanto riguarda invece le dimissioni da week surgery, oggi più che mai c'è l'integrazione ospedale-territorio, quindi quando il paziente entra e si sa già che c'è una situazione sociale, tra virgolette, critica, cioè rete familiare carente, eccetera, eccetera, viene avvisata e avvertita l'assistente sociale che fa parte dello snodo, cioè che è all'interno del distretto dell'ospedale in collegamento, per cui si sa che questa è una situazione familiare critica, viene allertata l'assistente sociale, la quale allerta ovviamente la rete territoriale, che sarebbe l'assistenza domiciliare, integrata, il medico di famiglia, i nostri infermieri, ma anche ovviamente
anche una rete di volontariato che potrebbe supportare la persona che evidentemente non riesce a stare da sola, perché dopo un intervento magari importante, un tumore al colon o qualsiasi cosa, è chiaro che questa persona ha bisogno di un supporto. Questo riesce a fare l'ospedale. Poi il piano sociosanitario prevede le cosiddette strutture intermedie. Una delle strutture intermedie importanti che a noi sta molto a cuore e non vediamo l'ora che il piano sociosanitario sia approvato e che la Regione giustamente ha individuato nell'ospedale di comunità, che sarebbe una forma di alleggerimento, cioè la persona anziana o che ha difficoltà, che non riesce nei 5 giorni, nei 6 giorni ad essere dimesso, viene spostato, trasportato nell'ospedale di comunità, quindi chiaramente con costi inferiori per la comunità, perché costa meno di un posto letto ospedaliero, ma comunque garantito e seguito da personale di assistenza, supervisionato dallo specialista ospedaliero che va a vederlo, e il medico di famiglia che è il suo assistito che lo segue. Ecco, credo che questa sia la situazione intermedia che serve e dà la risposta a quello che dice lei. Nel momento in cui viene approvato il piano sociosanitario, la prima cosa credo che chiederà alla Regione Lius è proprio quella di attivare questo, diciamo, contenitore che dà la possibilità alle persone comunque di essere garantite nel sostegno. Poi va potenziata l'assistenza domiciliare, indubbio, perché il futuro è comunque la gestione del paziente a domicilio. Ecco, per quanto riguarda l'ospedale di comunità, nell'esempio concreto che poi voi rappresentate, Campo San Piero Cittadella, avrebbe un'allocazione diversa dalla struttura ospedaliera e quindi fuori da quell'ambito, oppure sempre nell'ambito della struttura dei rispettivi ospedali? Allora, il piano sociosanitario parla di un'allocazione vicina all'ospedale per ovvi motivi. Il paziente deve fare un esame specialistico, si sposta allo specialista. C'è un aggravamento della patologia? Oppure aggravamento, ma anche un esame strumentale, molto più semplice, però dicendo vicino non specifica se sarà riconversione anche di una parte dell'ospedale in ospedale di comunità o meno. Questo credo ci sarà indicato dalla Regione o nelle schede, però chiaramente noi lo vorremmo allocare vicino ai due ospedali, quindi vicino all'ospedale di Cittadella e vicino all'ospedale di Campo San Piero, per proprio un ragionamento di continuità e soprattutto anche di appropriatezza nell'uso delle risorse. Lo specialista che si sposta ci impiega 5 minuti ad andare, se deve fare 40 km diventa completamente disagioso. Sì. Pongo a lei una domanda che ci è stata rivolta in una mail che è arrivata un po' di tempo fa. Questo discorso della riforma del piano sociosanitario, quindi questi cambiamenti, qui ce n'aveva anche il direttore, quindi un servizio domiciliare. E parlando era emerso, e questo forse aveva lanciato un po' di perplessità in chi ci ascoltava, che ci dovrebbe essere l'infermiere che in qualche modo dà un'assistenza domestica a particolari pazienti che vengono poi mandati a casa per non avere questa abbondanza di pazienti in ospedale. Ma questi infermieri fanno parte sempre, cioè sono quelli che avrebbero dovuto lavorare nella struttura ospedaliera, che vengono mandati fuori nel territorio, in un territorio che effettivamente, come si parla di Cittadella, Campo San Piero, tanti piccoli comuni, ne erano fatti degli esempi eclatanti, anche difficili da raggiungere, quindi non in 5 minuti, assolutamente, in tempi più lunghi, eccetera, oppure è altro personale che verrebbe assunto proprio per la domiciliarietà rapida e non va quindi a inficiare quello che già appunto ha problemi in ospedale, che non fa turni di riposo, che lavora tanto che non ha neanche le ferie e così via. Adesso non so se fosse una domanda da parte proprio di qualcuno che lavora nel settore preoccupato, oppure di qualche paziente che... No, ho capito la domanda. No, volevo fare una premessa. Noi abbiamo anche un obbligo, un impegno nei confronti della Regione per quanto riguarda l'appropriatezza dei ricoveri a cui faceva cenno il direttore generale, di abbassare il tasso di ospedalizzazione a 140 ricoveri per 1000 abitanti. Obiettivo che abbiamo raggiunto nell'anno scorso, nel 2011, e che ci riproponiamo di confermare anche quest'anno, sempre sul piano dell'appropriatezza delle prestazioni, dell'uso migliore delle risorse, soprattutto umane, e delle risorse tecnologiche. Ecco perché prendono sempre più piede queste forme organizzative e assistenziali nuove. Allora abbiamo parlato dei hospital, dei surgery, dei service o ambulatorio integrato, ma dopo ci torniamo anche su questo, e favorire sempre di più sul territorio l'assistenza domiciliare. Anche perché anche questa, bisogna che ce lo diciamo, costa meno ed è un servizio migliore perché l'utente sta meglio a casa, se assistito a casa e se è nelle condizioni di essere assistito a casa. Bisogna vedere anche il contesto familiare, per carità. Poi dopo c'è la medicina di base, i medici di famiglia che
devono svolgere un ruolo importante, sempre più importante. Ecco, per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, noi diciamo che abbiamo un servizio ottimo, mi sento di dire ottimo, perché sono impiegati 50 infermieri dedicati proprio all'assistenza domiciliare. Noi abbiamo un gruppo di 50 infermieri particolarmente preparati che vanno nelle case a domicilio del paziente e seguono i pazienti di supporto e in affiancamento ai mezzi di medicina generale o a qualche volta, se viene richiesto, anche a qualche intervento di un medico specialista. Diciamo che di questi 50 addirittura 10 infermieri sono stati specializzati per i pazienti terminali, per cui di questi 50 10 infermieri si sono specializzati, per carità, poi dopo collaborano anche gli altri 40, ma per assistere i pazienti terminali che hanno scelto, insieme con la famiglia e i propri cari, di finire la propria vita a livello familiare, a livello del proprio domicilio. I 10, ma insieme anche gli altri 40, quindi svolgono l'attività per le cosiddette cure palliative, insieme ai medici di medicina generale, medici di famiglia e al medico palliativista che di volta in volta, se c'è bisogno di un suo intervento, interviene. Diciamo che addirittura il servizio infermieristico domiciliare è assicurato e garantito 24 ore su 24, perché addirittura c'è il reperibile. Durante la notte, durante le giornate festive, c'è la reperibilità anche dell'infermiere. Questo è molto importante quello che sta dicendo, perché risponde anche a un altro quesito che era a suo tempo venuto. Ci dovrebbe essere una telefonata in attesa. Pronto? Pronto? No, andiamo in pubblicità. Andiamo in pubblicità, poi vediamo se riusciamo a recuperarla. Tra pochissimo, poi torniamo anche su questo argomento, vediamo di chiarire anche l'ambulatorio integrato, di che cosa si tratta, e poi il problema dei medici di medicina generale, che era un'altra questione che era emersa. Adesso che ho anche l'opportunità di avere voi presenti, vediamo di dare delle risposte. Tra poco. Allora, sempre con l'USL 15 Alta Padovana. Allora, direttore sanitario, ambulatorio integrato, che cos'è? Spieghiamolo bene ai nostri telespettatori. E poi vediamo di entrare anche nel discorso dei medici generici. C'era una telefonata che non vuole intervenire, che però era di protesta un po' riguardo, quando abbiamo toccato l'argomento subito si sono levati gli animi. Niente, l'ambulatorio integrato è un percorso facilitato nei confronti dei pazienti di media complessità che abbiano bisogno quindi di un intervento polispecialistico ambulatoriale. Ed è un modello organizzativo ambulatoriale che serve, ed è prezioso per i pazienti, a evitar loro percorsi defatiganti, tipo prenotazioni per le varie prestazioni, per i vari approfondimenti in servizi e specialità diverse. Questo ambulatorio integrato prevede che ci sia un medico di riferimento a cui appunto il paziente ricorre, e questo medico si interessa a lui per programmare, magari e possibilmente con un accesso unico in una giornata, fino anche 2, potrebbe essere 2 giornate, quindi 2 accessi, i vari approfondimenti, i vari esami e varie come se entrassi in una specialistiche. clinica, insomma, come quello che avviene in alcune cliniche sostanzialmente, riesci a fare un po' tutto. Certo, anche perché si seguono dei protocolli e delle linee guida per quanto riguarda alcuni percorsi diagnostico-terapeutici, e questo serve anche per standardizzare un po' il comportamento anche dei nostri operatori sanitari, che di fronte a una certa situazione sia conforme, sempre uguale e non diversamente con troppa discrezione da parte del professionista. Questo comporta che cosa? Comporta che un paziente viene reclutato in un ambulatorio e segue tutto il suo iter, quindi tutti gli approfondimenti, tutte le prestazioni anche strumentali di cui ha bisogno in quella mattina o in quella giornata, in quell'unico accesso, vengono garantiti e erogati, e quindi si arriva alla conclusione diagnostica terapeutica di cui ha bisogno il paziente. Ecco perché dicevo prima, vengono reclutati i pazienti di media complessità, perché chi ha bisogno magari di un'unica prestazione continua con il regime ambulatoriale normale, no? Ma chi ha una complessità di medio impegno, ecco, e che ha bisogno di più approfondimenti, di più specialisti, ecco che questo ambulatorio, questo strumento è prezioso ed è Perché lei dice importante. vengono reclutati?
In che senso? Cioè è il paziente che sceglie oppure ricorre il caso perché sono prescritte alcune visite, quindi voi fate una scelta? Esatto, è il medico sempre di famiglia che propone una serie di accertamenti, addirittura con un'unica impegnativa possono essere declinate fino a 8 prestazioni specialistiche. C'è anche un risvolto economico se vogliamo, perché con un'unica impegnativa che prevede 8 prestazioni si paga un unico ticket, che adesso è anche pesantino perché si tratta di 36 euro più i 10 euro di ticket fisso che sono stati... Quindi 46 euro. 46 euro. Quindi con 46 euro uno riesce a fare in questi casi un po' tutto. È un po' tutto, della stessa branca, ecco. Perché dovremmo arrivare a una formula ancora più sofisticata del laboratorio integrato che si chiama day service, ma non siamo ancora andati a regime, nessuno sa se si è arrivati a regime, dove addirittura si possono prevedere fino a 8 prestazioni con un'unica impegnativa, con esami o approfondimenti anche di specialità diverse. Infatti. Ecco. È anche vero, perché onore del vero bisogna ricordare questo, che tanti di questi pazienti sono esenti dal pagamento di qualche ticket per patologia, per reddito, eccetera, no? Quindi diciamo che è un problema abbastanza secondario, per certi versi, l'aspetto economico, no? È importante però il servizio che eroghiamo all'utente. Diciamo che come per tutte le prestazioni, non so, quelle che vengono date dai nostri artigiani, dall'idraulico all'elettricista, eccetera, la qualità del servizio viene pesata e considerata anche per la tempestività della risposta che a uno viene dato e soprattutto per il minor tempo possibile che uno fa perdere, in questo caso con un accesso unico, altrimenti se pensiamo che potrebbe essere bisogno di 8 prestazioni, teoricamente per assurdo o per esagerazione, questo paziente dovrebbe prendere appuntamento per le singole prestazioni, quindi 8 appuntamenti. No, e il referente medico deve accollarsi questo onere e addirittura programmare tutti questi trattamenti. Non voglio dire che tutti hanno bisogno di 8 prestazioni, no? Però insomma può capitare persone di una certa età, con una certa complessità diagnostica per cui sia necessario. Sì. Ecco, a questo punto il ruolo di medico di base dovrebbe diventare sempre più integrato con quelli che sono i servizi offerti dalla struttura ospedaliera, ma anche più importante, perché dovrebbe conoscere bene il paziente e intervenire di più. Invece molti lamentano che i medici di base non solo sono assenti, latitanti o quant'altro, però non sempre fanno di tutto anche per aiutare i pazienti a venire incontro in una diagnostica di un certo tipo che è costosa, perché poi è costosa di fatto. Prima cosa, non tutti sono così, come non tutti i medici ospedalieri. No, senza diciamo che non si può mai fare di un'erba un fascio, esatto. Perché poi ci sono medici di famiglia che invece sono sempre presenti, rispondono al telefono, danno una reperibilità vera, eccetera. Diciamo che con il nuovo piano sociosanitario e con gli accordi ultimi fatti con la medicina generale, sempre di più si spinge verso un medico di medicina generale presente. Cioè presente perché? Perché viene chiesto a lui di aggregarsi, quindi di mettersi insieme con altri colleghi, quindi almeno nell'H12, quindi 12 ore di ambulatorio aperte, dove chiaramente non è sempre presente lui, ma ci sono dei colleghi che grazie all'informatizzazione, quindi la messa in rete della cartella del paziente e con l'autorizzazione del paziente, possono tranquillamente sapere cosa ha Francesco Benazzi, e anche se il suo medico, che si chiama Giovanni, non c'è ma c'è Giuseppe, Francesco Benazzi può andare da Giuseppe perché Giuseppe ha il fascicolo elettronico della salute di Francesco Benazzi. Questa è la prima cosa importantissima. Seconda cosa, sempre di più si punta, e questo è importante, ad avere la guardia medica, continuità assistenziale sempre più in questa logica dell'H24, perché oggi è capitato a tutti, noi abbiamo lamentele ogni giorno, che la continuità assistenziale, come da contratto, però si andrà a mutare anche questo, risponde al telefono, fa il telefonista, poche responsabilità si prende, spesso e volentieri invia al pronto soccorso. Questo non sarà più possibile perché anche la continuità assistenziale verrà integrata
grazie all'informatica di questo fascicolo elettronico. Quindi anche la continuità assistenziale, ovviamente con il benestare del paziente, potrà avere la storia clinica di Francesco Benazzi e quindi non sarà un illustre sconosciuto che telefona dicendo ho questi sintomi, ma sarà Francesco Benazzi che nella sua vita ha avuto questi problemi e quindi sarà più facilmente inquadrabile, quindi più facilmente la guardia medica e continuità assistenziale potrà dare una risposta. Poi il medico di famiglia, noi lo stiamo già facendo col numero verde, sempre di più si potrà integrare con lo specialista. Serve questa integrazione, questo importantissima, lavoro infatti. multiprofessionale, perché è crescita per entrambi. Uno per il medico specialista che è abituato magari a vedere sempre le stesse cose, dall'altro il medico di famiglia che ha un percorso post-universitario diverso dallo specialista, comincia a integrarsi con lo specialista e a crescere anche lui insieme allo specialista professionalmente, scambiandosi idee sul paziente, sulle cose che ha il paziente, sui sintomi, perché essendo ognuno di noi diverso dall'altro, non è che siamo dei robot, la nostra salute ha ovviamente dà dei segnali diversi, quindi saper conoscere e interpretare questi segnali è importante perché si usano meno le macchine e si visita di più. Infatti, E quindi, ma poi sappiamo che tutto è correlato nel nostro organismo, cioè nulla ha un problema, cioè è difficile che sia un problema a sé stante, a meno che non sia una frattura, ma molte volte ci sono delle correlazioni. Oggi sempre di più si va in un concetto di medicina olistica, esatto. cioè una medicina che contempla tutto, perché spesso e volentieri tante malattie sono somatiche, ecco, e quindi magari ma credo che nei gruppi di medici e medicina generale che si mettono insieme, dove c'è la continuità assistenziale, dove c'è l'informatizzazione, c'è il collegamento in telemedicina con le cardiologie, con le pneumologie, cioè con l'ospedale, dove gli specialisti si spostano, entrano in queste medicine di gruppo, forse sono effettivamente la risposta a quello che diceva lei, cioè un passaggio io direi epocale, indubbiamente epocale. Assolutamente. Siete in grado, adesso qua stiamo vedendo anche la struttura, tra l'altro le parti nuove che anche sono molto importanti, siete in grado già di assolvere a quelli che sono gli spunti principali di questa riforma che è stata attuata e quindi di tutti questi cambiamenti che ci saranno? Beh, ci stiamo dando da fare, diciamo che forse il compito più grosso ce l'abbiamo proprio con la medicina di famiglia, con i medici di medicina generale, perché è un modello organizzativo nuovo per il quale anche loro sì, sono stati sensibilizzati a questo scopo un po' da tempo, però adesso ci ha dato anche delle scadenze, la Regione ha detto che tutti i medici di medicina generale, noi abbiamo 180 nella nostra URSS 15, che non sono pochi, magari i pediatri di libera scelta fanno prima mettersi d'accordo perché sono 28 sì. Va bene. Ecco, devono tutti mettersi insieme a gruppi di 5, 6, 7, no? Però devono lavorare insieme e giustamente perché c'è lo scambio di pareri l'uno con l'altro, magari uno ha una specialità e ha competenze specialistiche diverse dall'altro e insieme possono fare anche un lavoro di tipo interdisciplinare. A parte che poi dopo la Regione ha dato delle risorse anche per questo, perché non si fa niente con niente, insomma, e sembra che sia disponibile a tirare fuori altre risorse economiche proprio per incentivare queste forme associative. Diciamo che possa anche questo far spiegare come sta cambiando la sanità, come diceva il direttore generale, veramente stiamo vivendo un periodo, una stagione epocale, rivoluzionaria per quanto riguarda la medicina, soprattutto sul territorio, perché i gruppi di medici si potranno avvalere, e anche per questo la Regione mette a disposizione risorse nuove o maggiori risorse, perché già in parte lo facevano prima, avranno a disposizione il personale di studio. Questi gruppi di medici che si mettono insieme hanno a disposizione per più ore, per più tempo, il cosiddetto personale di studio che si configura come segretario, no? Quindi che svolge un ruolo amministrativo, e l'infermiere di cui si possono avvalere perché per tutte le prestazioni di tipo infermieristico. Quindi i medici così messi insieme potranno svolgere veramente una attività certamente più estesa, maggiore, più a disposizione. E dopo questa disponibilità di medici, almeno uno a rotazione per i pazienti di competenza del gruppo, che speriamo consenta l'alleggerimento dell'accesso dei pazienti direttamente al pronto soccorso. Basta ricordare una cifra:
sono 30.000 gli accessi che arrivano per ogni pronto soccorso, per ogni ospedale dei due, sia che per Camposanto che no, per... infatti, ecco. no, ma è comprensibile questo. Io chiedo un po' a lei, praticamente alcune figure di medici di base che non certo brillano per la voglia anche di fare, purtroppo. Ecco, da un lato il medico di base, anche che ha una certa età, fossilizzato nella sua professione, che è diventato ormai mero delega nelle varie specialistiche, fa visite un po' sommarie, che si vede stravolgere la sua esistenza, e quindi come recepisce questo. Dall'altro, abituato anche in orari notturni, quando chiamano, cioè come pediatra, va da pronto soccorso, e poi i pronti soccorsi annegano di interventi anche che magari potrebbero essere risolti veramente dal pediatra, rispetto a una volta che il medico di base invece interveniva a casa, se uno aveva 40 di febbre andava a vedere anche in piena notte, ma adesso addirittura non rispondono al telefono, ed è un dato testuale e molte testimonianze purtroppo ce lo convalidano. Chi effettuerà i controlli? E quindi, se poi questo sistema, che è virtuoso nella sua logica teorica, nella pratica non va a funzionare, e voi vi trovate a non avere effettivamente alcun giovamento, che siete la struttura che dovrebbe risolvere l'acuzie, chi è che ci sarà qualcuno che controlla, oppure che può raccogliere i reclami da parte dei pazienti, le segnalazioni su questi medici, o è l'ordine professionale? Diciamo ai pazienti: se questo sistema non funziona, andate all'ordine e segnalate il medico che non adempie o che non si fa trovare o quant'altro. Allora, faccio solo una premessa per riprendere il ragionamento di prima. Un cambio epocale non è solo per il cittadino, per la persona, che avrà un modello diverso di sanità molto più vicino a lui e che risponderà a lui velocemente. Lo è anche per il medico di famiglia, il quale si mette in gioco, cioè o entra nella logica di integrarsi totalmente con un sistema che si sta rinnovando, o è fuori gioco. E fuori gioco significa non esserci, quindi non essere più riconosciuto dal cittadino, ma neanche dal sistema sanitario nazionale. Cioè una sfida anche per loro, ecco perché è un passaggio epocale. Esatto, sì, prego. Ecco, il medico che oggi è abituato a lavorare da solo non esisterà più, perché gli accordi, e qua arriviamo al perché chi controllerà, gli accordi prevedono che i medici debbano comunque, io direi come dicono i francesi, bon gré mal gré, mettersi insieme, pena proprio essere fuori, cioè perché poi il cittadino, sempre di più oggi, ed ha ragione di farlo, è libero di scegliere colui che gli dà risposte, la sanità che gli dà risposte, lo specialista che gli dà risposte, perché la paga la sanità. Quello dobbiamo sempre ricordare, questo, che la paga con le tasse. Okay. Quindi di conseguenza il cittadino ha diritto, come dice giustamente il nostro Presidente Zaia, ha diritto ad avere un servizio qualificato. E quindi, come lo ha nei confronti dell'azienda ULSS come struttura ospedale, territorio, certo, lo ha nei confronti del medico di famiglia. Per cui il medico di famiglia che ha intenzione di lavorare da solo si mette fuori gioco da solo, in primis. Secondo, siccome sono degli accordi, sono dei contratti che farà l'azienda ULSS a nome per conto della Regione Veneto nei confronti della medicina di famiglia, con la medicina di famiglia, ci saranno degli indicatori chiari, precisi, misurabili soprattutto. Ecco, non fatui, non accampati come qualche volta in qualche patto. Lei ha l'occasione di vedere qualche patto di qualche anno fa, e c'erano degli indicatori che si potevano o raggiungere o comunque non si potevano misurare. Saranno misurabilissimi e saranno tranquillamente quindi riportabili alla logica di un sistema che funziona. Per cui chi dovrà controllare sarà l'azienda ULSS, saranno i preposti, i direttori di distretto, le cure primarie, in un confronto serrato con l'altra controparte, chiamiamola così, anche se sono partner per me importanti, i medici di famiglia sono partner importanti per l'azienda, in un confronto serrato dove si andranno a definire gli indicatori e anche la misurazione degli stessi. Perfetto, andiamo in pubblicità. E comunque le segnalazioni eventualmente dove le può fare? All'USL? Sì, certo, sempre all'USL, all'URP o all'ufficio convenzioni dell'USL. Quindi l'URP riceve poi eventuali segnalazioni che riguarderanno i medici generici che non adempiono in qualche modo a questo incarico che riceveranno. Pubblicità, poi torniamo ancora insieme. Allora, eccoci qua, vediamo di rispondere anche alle telefonate che sono arrivate, che ci hanno lasciato delle domande. Francesco Benazzi, una signora chiedeva da quando entra in funzione questo sistema di medicina generale, e quindi ribadiamo anche come va a funzionare. Allora, questo sistema fa parte di un accordo regionale, la DGR 1666 del 2011, che
alloggi tutte le aziende US, quindi tutto il Veneto, perché è un sistema veneto. Tutto il Veneto ha monitorato e ha chiesto alle medicine generali, quindi ai medici di medicina generale, di creare una mappatura per poi creare le associazioni medicine di gruppo. Quindi ogni azienda ha mandato in regione le medicine di gruppo, dicendo noi abbiamo intenzione di farne un tot di medicine di gruppo. Tutto questo modello viene mandato in regione, entro il 2012 viene vagliato dalla regione, la regione l'autorizza e quindi poi il modello parte. Entro il 2014, quindi in tutto il 2013, questo modello deve andare a regime, ciò significa 2013, che parte. perfetto. Esatto. E questo comporta, come dicevo, veramente una rivoluzione epocale, perché significa medico di medicina generale collegato con tutto il resto dei servizi del territorio, un ospedale efficiente che però riceve solo veramente in fase acuta e ovviamente l'altra parte del modello che sono gli ospedali di comunità, perché senza di questi non si riesce, lei tenga presente il paziente che non ha la rete familiare, non è che chi lo può sostenere? Non è che il medico può stare tutto il giorno da lui, però con la rete, quando la rete risponde, quindi anche l'ospedale di comunità, si riesce a dare veramente una risposta complessiva all'utente. Ecco, stanno arrivando questi messaggi, vogliamo rispondere al messaggio che è arrivato prima, se lei l'ha letto, direttore? Ma che ci fanno i complimenti e quindi... Fanno i complimenti, ma dicevano se è esteso, siccome era da Rosà, se è esteso a tutte le USL o siete voi in particolare che state attivando questo progetto? Per quanto riguarda la patologia del testacollo? No, penso a tutti questi servizi di cui stiamo parlando, anche dei surgery, Sì, sono previsti per tutte le ULS. Però sono attivi, intanto voi li avete già attivati. Sì, c'è chi parte prima, chi magari è già collaudato. E quindi i complimenti sono ben accetti, insomma, appunto, a questo punto. Sì. Poi un altro messaggio che era arrivato, con tutte le tasse che andremo a pagare, forse questo è uno dei pochi servizi veri che riceviamo. Un altro ancora diceva il lavoro di equipe è fondamentale per quanto riguarda l'efficienza del sistema, e quindi qui si riprende un po' il discorso che è un lavoro di equipe sempre più, quindi non del singolo medico. No, ormai credo che lavorare da soli non porta a niente, uno perché stare insieme e scambiarsi le idee, le informazioni aiuta a crescere, si evitano gli errori perché da soli si può sbagliare e sbagliare spesso, se ci si confronta con tanta umiltà si sbaglia meno, sicuramente meno, anche perché dobbiamo sempre tener conto che abbiamo, ecco, tra virgolette, la pelle della persona, e se lavorano sulla mia pelle come di qualsiasi altro cittadino e decidono senza prima consultarsi, capire e scambiarsi informazioni, ritengo che sia poco felice, sia in termini poi di risposte alla salute, sia in termini anche di rischio clinico, perché poi alla fine se è uno solo che decide e non si confronta con altri, il rischio clinico aumenta. Assolutamente, cercando di dare una risposta anche a un'altra telefonata che aveva chiesto il discorso del reparto che si occupa della testa e del collo, che non si ritrova in altre USL, è proprio una particolarità vostra. Spieghiamo un attimo come funziona di nuovo, perché forse qualcuno ha anche dei problemi. Noi in generale cerchiamo di affidare il paziente allo specialista più esperto, più bravo, che abbia appunto più esperienza. Se come è vero che per esempio il chirurgo che fa lo stesso intervento per più volte, no, è il più bravo, quello che compie meno errori, perché purtroppo anche in medicina si compiono errori. Ecco, l'importante è limitarli o tendere allo zero per quanto riguarda gli errori. Anche per quanto riguarda diciamo, le patologie della testa-collo abbiamo individuato, e si è prestato per questo, il primario di Torino, che ha una notevolissima esperienza di questo tipo. Per cui invece di affidare il paziente al chirurgo generale, che magari è bravissimo nei tumori del colon piuttosto che per quanto riguarda i calici dei colecisti, ecco, diciamo che noi affidiamo il paziente alle mani le più esperte. Si è prestato il primario, il dottoratico, che è bravo in questo settore, ecco, perché se no altrimenti arriviamo, se un professionista non ha tanta esperienza, è più incerta, arriviamo in quello che noi vogliamo evitare, a prestazioni non appropriate, approfondimenti, esami, controesami. Ma in questo caso, proprio per precisare, il paziente che accusa una sintomatologia dubbia, qualche neoformazione, una cisti, un nodo della testa, sì. Perfetto. Noi abbiamo a costo magari di far correre qualche chilometro più all'utente, perché magari questo servizio viene erogato per più tempo presso l'ospedale di Cittadella piuttosto dell'ospedale di Campo San Piero, ma io credo che ormai sia un patrimonio comune da parte dell'utente informarsi come e dove andare
e al limite accollarsi anche l'onere di spostarsi per qualche chilometro in più piuttosto che per avere una prestazione di eccellenza. Assolutamente, questo infatti ce lo chiedono da altre USL territoriali, persone che risiedono indubbiamente fuori dal territorio dell'USL 15. Certo. Per questa cosa qui è possibile ovviamente afferire alla struttura? Sì, la struttura è disponibile e i pazienti hanno libertà di accesso in tutto il Veneto, per cui assolutamente sì, siamo ben contenti di accoglierli. Gli screening è un'altra domanda che c'era stata fatta, perché effettivamente quando abbiamo parlato degli screening con una certa periodicità, forse con una maggior frequenza rispetto ad altre USL. E allora queste telefonate che sono state da parte di signore dicevano: ma non è possibile, per avere uno screening più frequente, ricorrere all'USL 15? Penso di no. No, gli screening è come una cosa, una peculiarità, ogni azienda USL chiaramente fa i suoi screening, che sono però normati da normativa nazionale e regionale. Noi qualche volta aumentiamo la frequenza, e questa è discrezione del medico specialista, aumentiamo la frequenza e la richiesta perché vogliamo essere più tranquilli magari in una patologia borderline, oppure in un paziente che magari ha più rischi nel senso familiari. Certo. Ecco, e quindi allora invece di chiedere i 2 anni o 3 anni, gli chiediamo di venire una volta all'anno. Faccio un esempio: tumore alla mammella, senza allarmare nessuno. Tumore alla mammella, che c'è una familiarità madre o sorella o genitore eccetera, invece di farlo con la ritualità prevista dallo screening, noi preferiamo dire alla donna di fare la mammografia una volta all'anno. Per una discrezionalità dell'USL, quindi? Certo, è una discrezionalità dello specialista, che vede di secondo livello, che vede e che decide di fare questo. Ecco, quindi no, era bene precisarlo perché altrimenti si ingenerano delle perplessità. Altre novità che sono previste? 2 secondi. Per quanto riguarda gli screening, visto che siamo in tema, diciamo che noi siamo insieme ad altre 5 ULS e facciamo parte di un progetto sperimentale per fare lo screening contro il rischio degli accidenti vascolari cardiaci, e addirittura in un altro progetto, sempre sperimentale della Regione Veneto, insieme ad altre ULS, per lo screening delle ricadute di chi ha avuto un'ischemia o un infarto cardiaco. Ecco, perché è importantissimo, assolutamente. Credo che la strada sia anche quella da battere con insistenza, quella della prevenzione. Assolutamente. Aggiunge la battuta oppure possiamo... No, dico che ha ragione il direttore sanitario, la prevenzione è fondamentale, è primaria, deve essere sempre più fatta, e il medico di famiglia credo che sia veramente il faro sul territorio per quanto riguarda il cardine, esatto. Benissimo, abbiamo chiuso anche questo capitolo, ringraziamo i nostri ospiti di aver partecipato, voi naturalmente di averci seguito. Se avete delle domande e perplessità c'è il numero telefonico dell'URP che potete chiamare in qualsiasi momento, oppure potete scriverci, mandare le vostre mail. Questa sera USL 15 informa, e anche nei prossimi giorni il notiziario che viene dalla sanità dell'Alta Padovana. Grazie ancora, buon proseguimento. Io vi aspetto questa sera con il talk show di politica dalle 21 alle 23, parleremo della crisi delle imprese italiane e quindi del mondo del lavoro. Grazie.